Bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria per raccontarvi quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. E siccome l'emergenza coronavirus ci costringe a rimanere chiusi in casa per molto tempo, proprio per motivi sanitari, dobbiamo stare a casa, è molto semplice, c'è molto tempo libero e ci sono molte cose che possiamo scoprire e fare in casa con tutto questo tempo libero a disposizione. Una di queste cose è da una parte far da mangiare, dall'altra mangiare bene e anche riscoprire quelle che sono le eccellenze di un territorio, quello veneto, che non finisce mai di stupire dal punto di vista enogastronomico. Ne parliamo con un amico che abbiamo in collegamento Skype, si chiama Andrea Cesaro, è uno chef, è abbastanza noto perché è lo chef con la bombetta e adesso, eccolo, lo vedete, è qui di fianco a me. Andrea, ci senti? Siamo in diretta? Ci senti? Ci sento, benissimo. Ci sento. Allora, Andrea Cesaro ci ha fatto entrare in casa sua perché in questo momento lui è a casa sua, è uno chef un po' giramondo perché lui va a casa delle persone a far da mangiare, uno chef che ha vinto anche dei format televisivi importanti a livello nazionale. Noi abbiamo la fortuna di averlo qui, di fare una chiacchierata per capire in questo periodo cosa si può mangiare, cosa possiamo mangiare senza dover andare tutti i giorni fuori a fare questa maledetta spesa che è bene fare una volta alla settimana. Apriamo il frigo, cosa c'è, e lui adesso ci spiega, ci racconta, ci dice cosa possiamo fare anche per passare un po' di tempo a casa. Certo, allora intanto grazie ancora, buongiorno a tutti e grazie Ferdinando ovviamente dell'invito. Diciamo che insomma stare a casa ci mette anche alla prova. Io vorrei iniziare intanto con una frase. Sarebbe bello ritornare a quello che il cibo è, ovvero l'insieme, ma soprattutto il cibo come relazione. Cioè, come un qualcosa che possa farci tornare indietro. Io apro ogni giorno i social e vedo che ci sono 1000 persone che fanno da mangiare e fanno di tutto, ma io dico, alle volte in casa oggi siamo in 2, però delle volte durante l'anno siamo in 4, perché durante le mangiate tutti hanno il telefono in mano. Quindi questo periodo qua può essere anche utile per tornare a mangiare in 2, per tornare a mangiare in 1, in 4, nelle persone. Tornare a ritrovare la relazione attraverso il cibo, attraverso la qualità, attraverso la creatività. Quindi rivediamo un po' il cibo anche come momento di condivisione, torniamo un po' alle origini, quindi, giusto? Sei d'accordo? Assolutamente sì, anche perché il cibo, la cucina in generale, io parlo di cultura del cibo, ci deve unire, non ci deve isolare, e in questo periodo in cui tutti hanno il telefono o la TV davanti tutto il giorno, trovare qualche minuto per mangiare assieme, spegnendo la TV, anche Rete Veneta, vi perdoneremo se spegnete la TV per qualche minuto per mangiare con i vostri cari o tenere da parte il telefono, è una cosa che si può fare. Però la domanda è: che cosa mangiamo a questo punto? Allora, mangiamo intanto cosa abbiamo in frigo. Allora, io quando apro il mio frigo di casa ho gli ingredienti di base, quindi parliamo di farina, uova, zucchero, sale, quegli ingredienti che più o meno tutti abbiamo in casa. Dopodiché ognuno variando trova delle verdurine nascoste che possono essere delle patate, magari degli asparagi, magari delle fragoline, insomma ognuno ha qualcosa, sicuramente dei formaggi. Generalmente di boom in questo momento va molto la pizza, focaccia, pizza a volontà, quindi qua parliamo di focacce di tutti i tipi, dalla focaccia a bassa lievitazione fino a quelli che vogliono sperimentare giustamente e vanno a sperimentare delle focacce a lunghissima lievitazione, molto digeribili. Quindi sicuramente la prima sfida che possiamo lanciare in questo periodo è: provate, sbizzarritevi con la focaccia, con la pizza, ma non fate la solita pizza a corta lievitazione che poi vi rimane magari sullo stomaco. Provate, magari insomma siamo a casa anche per provate a fare queste lievitazioni lunghissime di 18-24 ore che magari rendono la pizza molto più digeribile e sicuramente di un gusto diverso. Quindi sicuramente questo è importante. Poi non può mancare la pasta fresca. Io sono un pastaio, quindi tagliatelle, ravioli che andiamo a farcire con quello che abbiamo in frigo. Cioè i piatti della tradizione italiana nascono proprio da quello che c'è in frigo, Ferdinando. E quindi perché non facciamo magari nascere dei piatti nuovi con questo momento magari sicuramente brutto, però che magari può portare anche delle cose nuove. Questa è una cosa importante,
Andrea, ma ai nostri telespettatori che magari qualcuno... Allora, diciamo che fare la pasta in casa per i veneti è una tradizione, è dalle mamme alle nonne, però magari qualche famiglia che in questo periodo è Certo. separata gioco forza dalle mamme e dalle nonne si trova un po' in difficoltà. Quali sono i primi passi da muovere verso, da una parte dicevamo prima la focaccia, ma anche la pasta, sono più o meno uguali, farina, Certo. acqua, sale, un po' di uova in un caso, lievito. Cosa usiamo per fare i primi passi? Allora, i primi passi sono sicuramente lavarsi le mani, fondamentale quello, quindi laviamoci bene le mani, laviamo bene e soprattutto gli ingredienti che utilizziamo. Cosa importante, i prodotti che utilizziamo, cerchiamo anche di valorizzarli nei piccoli negozi che abbiamo vicino nei paesi. Io ovviamente sto facendo la spesa e sto facendo portare la spesa, quindi non mi muovo, ma ti vengono giustamente, c'è questo servizio che portano. Valorizziamo anche le piccole aziendine, magari le piccole cose, e questa è una cosa importante. Sicuramente i piccoli passi sono: prendo una bella ciotola, o se voglio sporcare casa mi metto sopra il tavolo alla vecchia maniera, dipende se ho la moglie o no in casa, perché sennò sono anche mazzate, quindi bisogna, se sono da solo posso anche sporcare, altrimenti bisogna stare un po' attenti, giustamente. Quindi prendo una bella farina per la focaccia, vado semplicemente a mettere la farina in una ciotola, e anche qua posso sbizzarrirmi con un mix di farine, acqua, lievito, sale. Il sale lo metto per ultimo, sciolgo il lievito all'interno dell'acqua, vado a versare all'interno della farina, vado a impastare con le mani, quindi torniamo al lavoro di una volta, l'utilizzo delle mani, via il cellulare, ultimo sale, un po' di olio, impasto bene e metto a lievitare per 2 ore, 2 ore e mezza, 3, 4. Questo varia in base al lievito. Ci sono un sacco di ricette ormai sui social, sui siti, troviamo di tutto. Quindi la focaccia diciamo che è meravigliosa. Cipolla con le patate, con i pomodorini, farcita, mamma mia, possiamo sbizzarrirci, Ferdinando, veramente. E per la pasta invece, come si fa? Pasta fresca, meraviglioso. Un uovo, 100 grammi di farina. Ma attenzione, perché la pasta tradizionale italiana nasce anche come farina e acqua. Quindi nessuno dice che la pasta è fatta solamente con uova e farina. Io posso utilizzare anche una buonissima farina di semola e acqua e farmi delle paste che sono meravigliose. Quindi possiamo anche uscire un po' dal canone della pasta fresca all'uovo e magari ritornare un po' alla tradizione. Quando le uova non c'erano una volta e potevano permetterseli in pochi, si usava l'acqua, farina e acqua, si impastava e sono nate delle paste italiane che sono meravigliose, dalle orecchiette ai strozzapareti, quindi ci sono un sacco di cose fantastiche. Prendo una ciotola, semplice, apro la farina a fontana, butto l'uovo e inizio con le mani ad impastare. Una volta che è impastata, la impellicolo, la metto a riposare in frigo per mezz'ora circa e poi decido il formato, che sia la classica tagliatella, che sia il raviolo o che sia, se ho il torchio, vado a farmi anche i bigoli magari fatti in casa. Diciamo che ci sono anche qua tantissimi formati. E il sugo può variare. La tradizione italiana ci insegna dalla matriciana alla salsa di pomodoro. Prima ho fatto una buonissima salsa di pomodoro fresco, Ferdinando. Ho preso i pomodori belli maturi, li ho pelati, quindi li ho sbollentati in acqua bollente per 30 secondi, ho tolto via la pelle che sono andato a seccare, quindi non butto via nulla, io in cucina la uso come decorazione finale perché mi piace curare anche i piatti a casa. Fondo di cipolla, l'ho fatta rosolare bene, ci ho messo uno spicchietto d'aglio, ho fatto cucinare con dell'olio extravergine, alla fine di cottura basilico fresco, una meraviglia di salsa. Mamma mia. Allora, a parte che credo che a me è venuta fame, penso che stia venendo fame anche ai nostri telespettatori a casa, visto che sono saltati un po' tutti gli schemi, diciamo che se qualcuno vuole farsi una pasta anche a metà pomeriggio, liberi di fare. Andrea, ti chiedo un'altra cosa, poi a me piacerebbe trasformare questa telefonata in una rubrica più o meno fissa, magari sentirci durante questo periodo di emergenza, che purtroppo sarà anche lungo. Ci sentiamo, tu ci sciorini le tue ricette, i nostri telespettatori. Anche per voi una ricetta veloce, ok? Ce l'hai pronta oggi già? Oggi no, oggi Bene. No. Ho la focaccia pronta, prima ho fatto dei dolcetti al cioccolato con le mandorle, quindi diciamo che mi sbizzarrisco. E qua ho un sacco di libri che sto seguendo perché mi piace leggere, mi piace documentarmi e parlo anche di vino, perché qua ho un libro che parla anche di vino, quindi diciamo che mi sto sbizzarrendo su un po' di tutto. Ecco, quindi Andrea, allora promettiamo ai nostri telespettatori che da lunedì in poi ci sentiamo più o meno ogni giorno e tiriamo fuori una ricetta, magari dal libro delle ricette della nonna, qualcosa di tipicamente veneto da abbinare con un vino e approfondiamo. Però io ti chiedo una cosa adesso, aprendo il frigo e magari sbirciando fuori di casa, quali sono le verdure di stagione per stare un po' più leggeri anche, non mangiare le solite cose che magari a sera appesantiscono un po'?
Beh, sicuramente io adesso sto utilizzando molto gli asparagi, li ho utilizzati in due versioni diverse, Ferdinando. Sono passato dal classico risotto che ho iniziato a fare fino al raviolo che mi sono messo in congelatore e ho farcito anche la pizza, ok? Dopodiché, quindi anche qua possiamo sbizzarrirci, dopodiché sicuramente ho utilizzato dei pomodori, da poco ho finito di farmi tutte le mie vellutate, anche le creme di patate, perché non mettiamo da parte le creme di verdure, quelle che sono anche le classiche vellutate che fanno bene, non dobbiamo concentrarci solo sui carboidrati, farina, 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 farina. Quindi sbizzarriamoci. L'altro giorno mi sono fatto, non ti dico come, una pasta e fasoi. Ah, È stata meravigliosa, Ferdinando. Cioè, veramente l'ho lasciato in ammollo tutti i miei fagioli, una notte, quindi meraviglioso. E ci ho messo della pasta dentro. Ci ho messo anche, non te lo dico, la cotica di maiale, perché avevo del prosciutto crudo, ho messo là e la cotica l'ho buttata dentro. Direi fantastico. Quindi utilizziamo più verdure, utilizziamo frutta, mangiamo frutta dalle banane e alle mele, mangiamole durante il pomeriggio che ci danno quella carica di potassio, di vitamine che sicuramente fa bene perché stare in casa, quindi anche insomma bisogna moderare e bilanciare la nostra dieta attraverso verdure, carboidrati, carne, insomma ci sarebbe da perdere tutta la giornata qua insieme. Penso che sarebbe molto più bello parlare di cucina, tradizione culinaria veneta piuttosto che parlare di coronavirus. Il nostro lavoro però è anche quello di informare su quello che sta succedendo in Veneto con il coronavirus. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lasciamo alle tue sperimentazioni. Ricordiamo che Andrea Cesaro è anche insegnante, quindi insegna agli studenti a far da mangiare e si vede anche dal modo in cui muove le mani, parla, diciamo che insomma è anche un piacere vederlo lavorare ed è un piacere assaggiare i suoi piatti, cosa di cui io e molti colleghi abbiamo avuto la fortuna di poter fare. Andrea, ti chiedo una cosa, parliamo della tradizione veneta. Secondo te qual è il piatto che identifica la tradizione veneta in questo particolare momento dell'anno? Diciamo che in questo particolare momento dell'anno ci sono parecchi piatti, nel senso mi arrivano dei messaggi delle volte, nel senso c'è qualcuno che mi ha mandato le foto vedendo aver fatto, dopo che ho partecipato al programma di Borghese dove mi sono dilettato con i famosi bigoli al torchio, Ferdinando, mi sono arrivate 4 immagini, 4 foto da 4 persone, ultimamente, a un piatto in cui sono molto legato, che è i bigoli con le sarde. Allora, le sarde ovviamente adesso è difficile trovarle, però c'è qualcuno che se le ha messe via, se le ha conservate, si è fatto dei bei bigoli con le sarde, quelle sotto sale, che vengono disalate con la cipolla appassita e mi mandano delle foto che sono veramente fantastiche e con i bigoli integrali, con i bigoli mori. Quindi come nascono una volta, dove le farine che si utilizzavano erano proprio quelle grezze, quindi non quelle raffinate. Quindi questi bigoli scuri, dal gusto sicuramente un po' più tostato, un gusto completamente diverso, che in abbinamento a queste sarde e la cipolla, ragazzi, ciao, diciamo ciao. Allora, diciamo ciao anche ad Andrea. Intanto grazie per essere stato qui con noi, è stato un piacere. Ti chiedo un ultimo appello per la gente in casa in questi giorni. Naturalmente state a casa e... State a casa e cucinate insieme. Cucinate insieme perché questo fa bene a noi, cucinate con i bambini, mi raccomando, lavorate insieme a loro, visto che c'è il tempo, ritorniamo un po' alla relazione anche attraverso il cibo, quindi torniamo a parlare, a relazionarci, visto che durante l'anno il tempo è talmente frenetico che alle volte ci dimentichiamo di farlo. Allora, questa è una promessa che Andrea ci fa, ci risentiamo lunedì o se lunedì ci saranno brutte notizie da seguire e da star più vicino alla cronaca rispetto che magari un po' al tempo libero, ci sentiamo i giorni successivi. Andrea ci prepara una ricetta che i nostri telespettatori potranno fare tranquillamente a casa, poi noi lo ritagliamo e lo mettiamo sui nostri social. Grazie per essere stato con noi Andrea Cesaro, lo chef con 2F con la bombetta, lo salutiamo. Ciao Ferdinando, grazie a tutti, buona giornata. E sarà sicuramente una buona giornata con insomma, la simpatia, la carica di umanità anche di Andrea Cesaro. Avete sentito non solo cucina, non solo tecnica di stare tra i fornelli, ma anche l'umanità, l'emotività, lo stare assieme, il ritrovare le nostre radici di veneti, di italiani, ritrovarle finché si fa qualcosa insieme, che non è solo il mero gesto del mangiare, è anche quello del preparare da mangiare insieme. Quindi penso che sia una proposta davvero, davvero interessante. A questo punto torniamo a fare un po' di cronaca su quello che è successo in Veneto in queste ore. Sentiamo un invito
invito ai padovani da parte del sindaco Giordani che, visto che dovrebbe essere domani una bella giornata di primavera, chiede ai cittadini di rimanere a casa ancora una volta. Cari padovani, questo mio messaggio arriva a voi quando siamo a metà di una traversata nel deserto. Ma grazie ai vostri sforzi e alla nostra meravigliosa sanità pubblica e anche grazie al prezioso aiuto di tutti voi, noi sappiamo che ce la possiamo fare. Parla dal suo studio, affacciato su un listone, cuore pulsante della città, semivuoto, come accade tutti i giorni a Padova, il sindaco Sergio Giordani. L'invito ai cittadini è chiaro: non abbassate la guardia, non è ancora il tempo. Proteggere Padova significa innanzitutto stare a casa, per chi può farlo. Per tutti gli altri che lavorano nel pubblico e nel privato e mandano avanti la comunità, chiedo e mi sto adoperando perché possano avere più elevata protezione. A tutti loro, agli eroi di ogni giorno, rivolgo un grazie dal profondo del cuore. Siamo in emergenza e in emergenza non si fanno polemiche, si lavora e basta. È il momento dell'unione questo, con l'obiettivo di uscirne tutti in salute, e il grazie va a ogni padovano. Vi ringrazio perché ci state aiutando senza divisioni. Ringrazio Conte, ringrazio Zaia, ringrazio i medici, gli infermieri, le autorità, i volontari, le forze dell'ordine e tutti quelli che sono in prima linea. La Giunta sta lavorando, aggiunge, distribuzione di mascherine, attivazione di un canale con la Cina per l'arrivo di dispositivi di protezione, sanificazione delle strade, vicini a chi ha bisogno, anziani, diversamente abili, poveri. Lavare le mani e stare a casa, l'invito pressante, e infine la speranza. Infine vi dico che non dobbiamo farci prendere l'ansia del futuro. Abbiamo già passato momenti duri, guerre, emergenze e ci siamo sempre rialzati. È probabile che il mondo verso cui andiamo non sarà più quello che abbiamo conosciuto finora, ma consapevoli della nostra forza ci rimboccheremo le maniche e risorgeremo. Ci rimboccheremo le maniche ancora una volta dopo tutto quello che è successo in Veneto e che sicuramente succederà anche in futuro, ma noi ci rimboccheremo sempre le maniche e andremo avanti. Per andare avanti però c'è bisogno che tutti collaborino e si aiutino a vicenda, quindi da una parte c'è sempre lo stesso appello: restate in casa, perché è quello che dobbiamo fare per uscire da questa emergenza prima possibile e nel modo meno disastroso possibile. Dall'altra parte c'è invece un appello che l'assessore comunale Bressa di Padova fa ai proprietari degli stabili, degli spazi nel quale ci sono i negozi in affitto, perché la situazione è davvero drammatica e con i negozi chiusi pagare gli affitti diventa molto molto complicato. Mi rivolgo ai proprietari degli immobili siti nel comune di Padova, in particolare ai proprietari di immobili che ospitano dei negozi che in questa fase stanno soffrendo terribilmente. In molti perché sono stati costretti a sospendere la propria attività a causa delle restrizioni definite dal governo, altri magari l'attività l'hanno ancora aperta ma stanno subendo delle fortissime riduzioni in termini di fatturato. Per questo motivo io a questi proprietari degli immobili chiedo di mettersi una mano sulla coscienza e fare una riflessione seria per quanto riguarda la riscossione degli affitti. Si può rimodulare l'importo di questi affitti o quantomeno sospendere il versamento fin tanto che queste realtà, come le attività commerciali, hanno serissimi problemi di liquidità. Questo lo dobbiamo fare non tanto per non vedere quali sono le giuste prerogative di ogni parte in campo, ma per riconoscere quella che è la situazione attuale, ed è una situazione drammatica sia dal punto di vista sanitario ma anche, come sappiamo bene, dal punto di vista economico. Per questo motivo il Comune di Padova ha deciso, per quanto riguarda le concessioni dei propri spazi commerciali, già di dare un segnale e il buon esempio con la sospensione dei versamenti o con la possibilità di rateizzare tutti i versamenti che sono necessari per la propria attività commerciale. Però oggi faccio questo appello anche raccogliendo quanto ci viene raccontato dalle associazioni di categoria del territorio, che lamentano in molti casi una difficoltà di dialogo con i proprietari degli immobili dove ci sono negozi. Ecco, siccome dico che questa situazione la dobbiamo superare come una comunità coesa, proviamo tutti a fare la propria parte, mettendoci d'accordo in questo caso tra proprietari e inquilini che hanno un negozio all'interno di questi spazi
commerciali. Aggiungo che il governo ha messo a disposizione uno strumento importante, sappiamo che c'è questo 60% di credito d'imposta che viene riconosciuto ai negozianti sulla base dell'importo che viene pagato per l'affitto nel mese di marzo, e questo probabilmente succederà anche per il mese di aprile, però sappiamo che questo ristoro è un ristoro che viene differito, cioè arriverà più avanti nel tempo. Proprio per questo, anche se la misura del governo è molto importante, è necessario che ci sia un dialogo tra proprietari e inquilini per trovare una soluzione che permetta ai negozianti di non perdere tutta la liquidità che è come l'ossigeno, e se noi togliamo l'ossigeno per troppo tempo sappiamo tutti quali sono le conseguenze. Questo era un messaggio da Padova, ma che vale naturalmente per tutto il Veneto, per ogni città, perché quello del rapporto tra negozianti e proprietari degli stabili è veramente complicato in questo momento di emergenza per tutti, e quelli ai mancati guadagni si sommano le spese vive, come si suol dire, della gestione di un negozio. Abbiamo visto cosa è successo in Veneto oggi, abbiamo parlato anche con Luca Zaia, avete sentito prima la sua conferenza stampa, la rivedremo poi alle 17, c'è la nostra ora di mantenimento con Tai Chi, ginnastica dolce, Zumba, alle 18 c'è la messa dal santo, poi torniamo con i nostri telegiornali con l'informazione, andiamo avanti fino a sera. Adesso, prima di lasciarvi, vi lasciamo con un messaggio di solidarietà. Questo è l'IBAN che vedete dell'associazione Helios Onlus. Scrivetevelo, fotografatelo, oppure andate a vederlo sulla nostra pagina Facebook, sui nostri social, anche su Telegram. Segnatevi l'IBAN e fate una donazione o a questo o a quello della regione. È importante donare in questo periodo di difficoltà per tutti. Per oggi è tutto al momento, state con noi perché proseguiamo con la nostra informazione, usciamo da questa parte della diretta e ritorniamo questa sera.